Sono ripresi in queste ore i lavori di demolizione delle palazzine di via Anelli. Quella che vedete alle mie spalle, che sta per essere abbattuta in queste ore, è la palazzina al Civico 29, è la quarta palazzina che viene demolita e i lavori dureranno circa una settimana. Anche la palazzina di via Anelli al Civico 29 tra pochi giorni non esisterà più. Tra una settimana il condominio sarà demolito, tra 10 giorni sarà portato via anche tutto il materiale. Il grosso del lavoro però è quello della bonifica. In questa palazzina sono circa 50 le stanze che presentano tracce di amianto e che quindi hanno bisogno di un lungo lavoro supplementare preparatorio alla demolizione. Il lavoro complicato qui è quello della bonifica dall'amianto, perché, come abbiamo già detto in più riprese, dentro le palazzine, nella colla delle mattonelle, quindi nelle stanze del bagno e della cucina, ci sono delle particelle componenti di amianto all'interno della colla. Questa presenza ci ha obbligato ad un lavoro di bonifica molto importante che dura settimane prima di poter procedere poi con il lavoro più semplice, che è quello della demolizione. Il piazzale del complesso Serenissima è dunque quasi sgombro. La prossima demolizione sarà quella del Civico 15, che ha una trentina di ambienti con amianto, e poi tra 2 o 3 settimane toccherà l'ultimo edificio, il sesto, quello al Civico 13. Entro fine luglio, insomma, saranno bonificati e pronti per la demolizione tutti gli edifici rimasti. Entro quest'estate quello che è stato il Bronx di Vianelli, il complesso Serenissima, che tanto ha fatto discutere per più di 20 anni nella nostra città, non esisterà più. Ad autunno poi l'amministrazione promette una grande festa e l'auspicio è che dopo gli anni della svalutazione ci sia anche sul piano immobiliare una rivalutazione delle proprietà. Con la costruzione della nuova questura in Vianelli e del nuovo ospedale, tutto il comparto est della città, dalla Stanga a Ponte di Brenta, da San Lazzaro a Mortise, potrebbe poi rinascere a nuova vita.